non so, vivo e sono cresciuta in un'epoca dove parliamo ancora di tabù, ma se ne parla in qualche modo, quindi la mia inibizione non sta... Che sta dicendo? No, imbarazzo. No, Zero. Però stavo ridendo di un'altra cosa, stavo facendo una connessione, ma come mi imbarazza? Mi hai detto cose molto peggiori di questo. è vero. Comunque sai cosa mi sconvolge di questo tavolo? Che si presentava come un'occasione, non dico mondana per niente, però di conoscenza. che sta diventando una seduta di autocoscienza. Sì. Ma è molto importante. Molto Che bello. in qualche modo mi sta attraversando e quindi adesso basta. Ma ti fa piacere o no? Beh, questa Mi tardività colpisce perché sai che cosa? Ecco, In questo fermata al senso tardivo, quindi. su alcuni passaggi, no, della mia anche evoluzione, della mia consapevolezza politica, se vuoi, è passato sempre dalla parola di un'altra donna. Non lo dico come slogan, lo dico quando io ho sentito delle donne parlare, anche delle donne che parlavano in un modo contraddittorio del loro percorso o che parlavano in un modo critico. Cioè Tecla ci ha appena raccontato una cosa che mi ha richiamato veramente quando ero ragazza io, cioè lei è in una fase del suo essere donna dove ha una potenza infinita, non se ne rende conto fino in fondo e anzi è inquietata dall'avvenire. Perché non sa cosa diventerà. E poi piano piano invece ci calmiamo, no? A 40 anni no, ci calmiamo su quell'aspetto, ma improvvisamente ci manca la potenza. Certo, bravo. E dico, allora, quando c'è la sintesi? Quando? tarderei un attimo. Esatto, perché invece non è, però questa è la sensazione che uno ha. C'è la concetto. La sensazione. Quindi è come tutto questo, però non ne vorrei parlare come di una crisi continua che ci lascia lì fritte, ma la crisi come un motore, come motore di... ti direi creativo. Per esempio, Certo. L'autocritica. Beh, è importantissima. Io ho un'autocritica feroce nei È miei importantissima. L'unica cosa che ho feroce nei feroce miei confronti. Sì, Sono io. feroce. Anche io. Tu Elodie sei autocritica? Molto. Sì? Moltissimo. Io guardo Sì? solo... In cosa? Cioè in che cosa proprio non te la fai mai passare? Ma quasi tutto. Cioè io, soprattutto quando mi rivedo, mi riascolto, c'è sempre qualcosa che mi dà fastidio, che riconosco l'errore, cioè poi la mia fragilità, perché poi non riesco a fare delle cose, io sto nato e questo non l'ho fatto bene, qui ero distratta, qui non ero dentro la cosa, quindi in realtà mi sgrido sempre, cioè come se avessi dentro di me un sergente che dice no, allora rifallo! L'impiegata della musica, lei con la valigetta, con le cuffie. Quindi ormai ci ho fatto un po' pace col mio sergente, io mi faccio strollare, amore, io mi sono impegnata. Che devo Il mio fare? sergente, interiore di Capitano. non sergente.